Domenica prossima, 5 gennaio, un importante incontro politico a Porto Empedocle presso l'Hotel Villa Romana. Ecco, si discuterà di cosa, Avvocato? Si discuterà di Porto Empedocle, si discuterà della situazione di Porto Empedocle. E in questi 3 anni e mezzo riteniamo che il dibattito politico sia stato un attimino sopito. Adesso con questa iniziativa Io resto a Porto Empedocle tenta di riaprire un dibattito non solo virtuale su Facebook, ma un dibattito reale sulla città. Abbiamo invitato il sindaco e l'amministrazione comunale a partecipare, abbiamo invitato il Presidente del Consiglio Comunale e tutti i consiglieri comunali anche ad intervenire, non solo a partecipare, anche a intervenire, a dare un contributo e capire qual è la situazione amministrativa, politico-amministrativa di Porto Empedocle. La manifestazione sarà organizzata in modo alcuni interventi programmati di ex amministratori, di amministratori in carica qualora volessero intervenire, e poi riserveremo uno spazio anche ai cittadini che volessero intervenire e dare un contributo di idee e di proposta. Si parlerà dei temi più importanti oggi sul tavolo a Porto Empedocle, come la cementeria, come il porto, come l'area industriale, come l'idea di rilancio turistico che si vuole imprimere a questa città.